Dalla chiesa di San Nicolò, dove sono custodite da secoli, sono arrivate dopo un percorso fluviale fino al santuario di Motta di Livenza. Le reliquie di San Nicola hanno così unito in un percorso di fede e devozione il Patriarcato di Venezia alla diocesi di Vittorio Veneto. Un momento molto intenso di preghiera in occasione della festa patronale di San Nicola. L'idea di questa pellegrinazio è nata dalla chiesa di Motta proprio per i 350 anni della consacrazione e dedicazione al patrono San Nicola. E quindi da lì è partita la richiesta alla Chiesa di Venezia di poter dare una reliquia di Nicola che percorrerà poi tutte le chiese che portano questo titolo, che sono 6 nella diocesi di Vittorio Veneto. E quindi l'iniziativa è stata accolta con gioia da noi e sostenuta perché è la prima volta che San Nicola lascia l'isola del Lido, lascia Venezia, da quando sono arrivati qui nel 1000. Per il Patriarcato di Venezia è stato Don Daniele Memo, vicario per la pastorale a nome del Patriarca Francesco, a consegnare la reliquia. La delegazione di Motta era invece guidata dal suo primo cittadino Alessandro Righi. Partiremo per il percorso fluviale che ci porterà fino a Torri di Mosto, dopodiché domani arriveremo fino a Motta di Livenza dove accoglieremo questa reliquia con una processione civile che sarà sicuramente una grandissima opportunità per la nostra città. Quindi ringraziamo tutti per questa opportunità grandissima. Un evento molto significativo e che riaccenderà, noi speriamo, e questo è anche l'intento, la fede, la devozione e l'amore anche per questo santo che ci ha dato nel credo quell'espressione luce da luce che noi tutte le domeniche recitiamo.